Allora, questo progetto che ha avuto finanziamento da Regione Sardegna e dal Banco di Sardegna nasce dall'idea di mettere a confronto esperienze di regioni, di territori differenti, dove il turismo può essere da una banda un elemento negativo, perché il turismo in scie lingue locali tante volte ha un impatto negativo. Ma a sci una forma invece di ripigio, di nuova vita per le lingue regionali. In che senso? In questo senso che le volte e gente va in dei posti a sci per un fatto che si parla una lingua differente. E il coso di Carlo Forte è un di questi. Tanti zenaisi vengono qui proprio perché si parla zenaise. Ma a sci gente che viene da altre regioni sa che in Sardegna, che è quello luogo dove si parla una cosa differente, e ora andrà a vederlo. Di conseguenza, il turismo può essere un elemento con la giutte, e non solo mette in crisi, ma la giutte e le lingue locali. E credo che questo valga per tutta la Sardegna. Tanta gente che viene in Sardegna, o volte non ha nessun interesse per la cultura sorda, ma ce ne altri che invece in Sardegna vengono anche per il fatto che la Sardegna rappresenta qualcosa di differente dalla cultura che sentono tutti in quotidianità. E quindi bisogna fare una riflessione anche di carattere scientifico in queste cose. Non è solo vivilo questo fatto, ma anche cercare di dare un fondamento e arrivare a concepire qualcosa. Può essere anche delle campagne proprio di promozione dell'identità linguistica come fatto di turismo. E quindi siamo partiti da questa idea e ora cominciamo a lavorare. Il lavoro viene tantissimo. Intanto, a prima cosa, deve essere un riconoscimento della lingua da Barchigna in legge 459 che è italiana, che è quella che stabilisce quelle sono le lingue minori. Se noi pensiamo che la Barchigna in rapporto al numero di abitanti alla lingua minore ci diffusa, perché tutti parlano tabarchino, quindi è veramente tanto da fare. Poi certamente vi è tante altre cose. Personalmente posso dire che pubblico un libro onde raccolto più di due miei modi di dire e proverbi del paese e di Carlo Forte. Quindi veramente è tanto, però io ringrazio tanto Fiorenzo Toso che lei da più di 20 anni non fa altro che diffonda la cultura e la lingua tabarchina. È una cosa molto importante questa. La comunità attraverso dei gaibu, perché per esempio in Sportello da lingua tabarchina e noi come associazione Safirina non facciamo altro che lo stesso propaganda, foglie e ripeto, in misura di meriti mi lo attribuisco a Fiorenzo Toso, perché tutte le volte che noi abbiamo già amato e anche per fare di corsi, lei è stato fisso disponibile. E già so anche questo che lei Toso è venuto al paese in 2015 tutte le scuole del paese si sono consorziate per fare un progetto qua legge 29. Il progetto è stato fatto su Tabarchi, da lì è nasciuta l'ortografia del Tabarchi, la grammatica del Tabarchi, in vocabolario da Tabarchi, ecco per esempio un vocabolario che fa tuttoso va per un momento da A a C, però sono 476 pagine,
quello che ne occorre, però secondo dico anche, ne occorre ufficio in piccine, vocabolario senza tutte le etimologie, eccetera, ma fatto tutto anche per uso e consumo di anche di tutti quelli che scrivono Lo sportello linguistico al paese è una realtà che ha anticipato quello che poi divennò i sportelli linguistici in Sardegna. Non saudiamo davanti, noi abbiamo avuto un'intuizione che è stata quella di creare l'esperienza di quelli che sono stati i precedenti sportelli, di creare un punto di riferimento strutturato per la lingua tabarchina. Perché? Perché ha bisogno di trovare in posto dove puoi avere a consulenza soprattutto in sciagrafia. In l'oralità non c'è nessun problema perché la gente parla abitualmente, al paese non abbiamo questi problemi. Il problema nasceva quando si scrive. Quindi lo sportello linguistico nasce principalmente nasce per divulgare e per agevolare la comprensione di quella che è la grafia e l'ortografia di Tabarchi. Da lì nasce un'esperienza unica che si è allargata tanto, abbiamo fatto 4-5 corsi, abbiamo avuto 65 corsisti che partecipavano ai corsi di grafia, ma non è stato solo quello, che è stata un'attività intensa di collaborazione con l'amministrazione comunale per traduzione dei documenti, per traduzione di tutta la toponomastica. Queste sono le prospettive. Le prospettive sono di continuare questa collaborazione, di crescere e di collaborare principalmente con l'istituzione, con le scuole e di essere a servizio dei cittadini per qualsiasi informazione riguarda la nostra lingua. Radio Sampè è un'emittente comunitaria che da 36 anni ha intrainteché non solo di Luisa de Sampè, ma in tutto il Sulcis. Lavoriamo in tutto sociale e proprio da poco abbiamo fatto anche delle rubriche che in già prese, dove contano un po' tutto quello che avviene in tutte le sue sociali tabarchine, quindi non solo del paese ma anche di cade seda. Il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni chiaramente veniva ripagato proprio acqua e siamo quindi che raccogliamo un po' tutti i frutti di quello che è stato, no? Una radio quindi che è cresciuta, una radio che inizialmente seguiamo parrocchiale ma poi diventò sociale per la società. E lì si ritrovano tutte le età, si ritrovano in tale radio che puntualmente appunto o in diretta o in differia offre servizi, approfondimenti per tutta la comunità. E poi grazie alla pagina Facebook che abbiamo ultimamente per tutto il mondo. Els mitjans de comunicació de masses són cabdals per a l'aprenentatge de llengües. Un exemple molt clar és l'esdeveniment de TV3 com a mitjà de comunicació de qualitat, a més, que va permetre que, per exemple, moltíssims d'infants aprenguessin el català a través dels dibuixos animats. Em recordo en aquest cas que era Bola de Drac. Doncs veient Bola de Drac, milers, centenars de milers, segurament milions de joves tant de Catalunya, de València com de les Illes Balears van aprendre català sense que fos la seva llengua pròpia, mirant els dibuixos animats i sense cap tipus d'esforç. Això és un exemple de la importància que té cabdal els mitjans de comunicació. La conservació de la llengua i cultura de les Illes Balears és importantíssim per moltíssimes persones, no només per mi. Fins fa no massa, les autoritats turístiques sempre havien vist el català com un fre per al desenvolupament. Però, per sort, això està canviant i jo crec que hi ha una part important del sector turístic que entén que la llengua no és cap tipus de fre per al turisme i fins i tot pot ser una oportunitat. Que en cap cas el fet d'amagar la nostra cultura ajudarà a tenir un turisme de major qualitat. Jo crec que per normalitzar la llengua, evidentment el més important és l'escolarització, la normativització, però sobretot promoure actituds lingüístiques positives, tant entre la població local que la té com a llengua pròpia, com entre els nouvinguts. El que sí que és bàsic és que hi hagi una transmissió lingüística. Això vol dir que els pares parlin als seus fills
amb la llengua que sigui el sard, sigui el català, sigui el tabarquí. Si es fa això, s'aconsegueix la transmissió lingüística i en cap cas es dificulta l'aprenentatge d'altres llengües. Està demostradíssim que un infant, quan està educat amb la llengua pròpia i, a més, rep altres llengües, com ara, en aquest cas, l'italià, no només no té dificultats per aprendre terceres llengües com l'anglès, sinó que, a més, hi té més facilitat. Cosa si aspettiamo da noi a legge in lingua? Noi abbiamo una grossa preoccupazione, come i miei di fiotri, sai, soprattutto se virento il mondo da lingua, a legge nazionale hanno tutela tabarchine come lingua minore. Quindi abbiamo questo problema, che all'interno di tutta la diversità linguistica italiana il tabarchino non è riconosciuto. Lungimirante, invece, a legge 26 da lingua sorda, fatta da Regione Sorda, ha tutela tabarchino. Allora, rispetto alla legislazione, noi non abbiamo grosse aspettative. Perché? Perché se siamo resi conto che anche senza un riconoscimento nazionale, il tabarchino è andato avanti e ha potuto fare tutte le sue attività. Cosa può determinare, in che cosa ne può aggiungere a un riconoscimento dal punto di vista legislativo e perché le importanti politiche linguistiche della regione? Perché grazie a un riconoscimento si può ottenere i fondi. I fondi a cosa servono? Servono principalmente per creare quegli strumenti che sono utili per poi lavorare la lingua. Soprattutto in un mondo digitalizzato e anche è necessario creare strumenti moderni per poi parlare e fruire la nostra lingua. In questo, a breve, grazie al contributo della Regione, si partì con lo studio di un'applicazione per i cellulari, dove si può tranquillamente tradurre e vedere la grafia di tutta quella che è il vocabolario tabarchino. Quindi si partì con un strumento molto moderno e molto utile anche per i giovani, per poi avere la grafia e tutto il vocabolario della lingua tabarchina. C'è il rischio che appunto le nostre lingue muoiono perché sì, è minoritaria, ma per noi altri non sono dialetti, è la nostra lingua ufficiale. E in questo rischio chiaramente quello che conta è essere tutti insieme. Zena, Cadeseda, noi altri, Nuova Tabarca, eccetera, siamo aperti a fare un percorso proprio per valorizzare e chiedere addirittura all'UNESCO, no? Che tenga in considerazione la nostra realtà. Quindi la mettiamo veramente tutta. Produciamo il più possibile documenti, realizziamo trasmissioni, tutte mire in quella direzione. E speriamo di avere, se domani noi riusciamo ad avere questa considerazione a livello, diciamo, internazionale, lo stesso. A Sardegna ha l'asta bellezza straordinaria di avere una varietà linguistica grandissima. C'è un'unità sarda detta dal fatto che c'è la lingua sarda in tutto insieme, ma c'è la ricchezza di varietà. Secondo me è importante riuscire a mantenere due cose. E naturalmente tenere conto che è lingue non sarde, come il caso del tabarchino, della Garaise e così via. Mi ho l'impressione che la Regione ha l'agge effetto di passi avanti da questo punto di vista. Che forse proprio il fatto che bisogna arrivare a definire qualcosa di concreto in a strada che si vuole pigiare lo sardo, se deve andare verso il discorso di una forma linguistica unica come elemento comune oppure rappresentare differenti varietà. Mi non entro in questo campo perché da un sardo questo non mi sento coinvolto, però credo che la meglio cosa sia pigiare una strada e andare a prova. O una o l'altra, o un'altra ancora che non so, seguire un certo criterio e andare avanti su quello. Perché siamo in un momento che è, secondo me, abbastanza decisivo. O se pigia o treno di fare qualcosa per le lingue minoritarie, che è più o meno le possibilità, o se perde a questo treno.
puoi anche garantire la trasmissione da generazione a generazione delle lingue, che i figli che l'hanno in teoria quante meno, ma se va avanti così da chi ha 10 anni magari che sia stato proprio quello strappico poi queste lingue saranno destinate effettivamente a scomparire.